bar e ti siedi per consumare, devi portare la mascherina nel momento in cui non bevi più. Cioè non è che puoi stare lì a chiacchierare tutto il pomeriggio senza mascherina. Io chiedo perdono ai professionisti che sono qui della comunicazione, ma io queste robe le devo ripetere in maniera ossessiva perché a noi arrivano le richieste alle mail della Protezione Civile. Fra l'altro ringrazio i ragazzi del mondo social che ci seguono, in particolar modo Viral Veneto, che resta oggi il primo portale Instagram che parla solo di Covid, tutto Veneto, e ha introdotto l'intelligenza artificiale. Andatelo a provare, entrate nella chat di Viral Veneto e avete l'intelligenza artificiale che ti fa le domande e ti dà anche cioè ti fa le domande, tu scegli qual è la domanda alla quale vorresti avere, dalla quale vorresti avere una risposta e quindi c'è tutto un percorso dove l'intelligenza artificiale ti accompagna, quindi con delle domande prototipo tipo e delle risposte poi che prevedono tutti, è una sorta di flowchart inserita nel portale. Anche questo è un ulteriore elemento di comunicazione con i giovani. Un ultimo appello lo faccio ai ragazzi. Lo faccio ai ragazzi dicendo che l'area gialla non è che abbiamo vinto un premio, non è un gioco a premi, non ci sono i primi della classe. Noi sì, è vero, siamo l'unica regione assieme a Trento, o meglio l'unica grande regione, 5 milioni di abitanti in area gialla del nord. Non abbiamo vinto nulla. Anzi, se volete che vi dica fino in fondo, sono anche preoccupato. Perché giallo, capito? Il giallo è il sole, no? Sono i raggi del sole, non è un segno di pericolo. Non vorrei che qualcuno abbassasse la guardia questo fine settimana. E allora veramente l'invito di capire che non abbiamo vinto nulla, non siamo i primi della classe, non è un gioco a premi, non abbassate la guardia, fate sto sacrificio, chiedo ai tanti giovani, ed è un grande sacrificio per un ragazzo dire guarda, sto fine settimana, cioè già ti chiediamo di non andare a scuola e non vedere i tuoi amici, adesso ti stiamo anche chiedendo di non andare a far casino in centro, no? Cambiate zona, cercate di diluire i vostri incontri, di non fare... tanto alla fine sono le compagnie, no? Sono 4, 5, 6, 10 ragazzi, ma se tutte le compagnie vanno allo stesso posto diventano piazze da 1000, 2000, 3000 ragazzi e dobbiamo evitare questo. Quindi veramente di cuore chiedo ai ragazzi di evitare di andare a fare assembramenti. Evitate in generale, guardate, a noi arrivano una montagna di segnalazioni di chi organizza eventi, che di solito si organizzano, anche a voi saranno arrivate, di solito si organizzano di notte nei tempi di pace, adesso c'è qualcuno che lo organizza anche a mezzogiorno, alle 11 del mattino. Guardate, non servono a esorcizzare il Covid, servono solo a prendersi il Covid, che è un'altra roba. Quindi è inutile che giochiamo a guardie ladri, che io stia qui a dare indirizzi, non lo farò mai di dare indirizzi di chi, anche posso dire, in preda anche alla preoccupazione di far quadrare un bilancio magari con un minimo anche di irresponsabilità, cerca di organizzare eventi. Dico semplicemente, senza utilizzare le forze dell'ordine, chi viene invitato guardi bene alle caratteristiche dell'evento, perché è un discorso andare a un pranzo, che oggi è autorizzato, è un discorso andare al bar, rispettando le linee guida, è un discorso andare a qualcosa che non è più andare a un pranzo o a un bar. E mi fermo qui. Tutti hanno capito di cosa sto parlando, perché siamo tempestati da segnalazioni. Prego. Allora cominciamo il giro, si prenota qualcuno. Silvia Moscati, prego. Poi Prigioni e Vanzani. Sì, buongiorno Presidente. Mi chiedono alcune persone se le scuole scuole guida, scuole nautiche fanno le lezioni in presenza e chiaramente qualcuno che magari ha un po' di timore proprio per, anche se vengono rispettate le distanze, tutto quello, le mascherine, l'uso delle mascherine e tutto quanto, chiedono se era possibile fare un appello perché venissero fatte
a distanza, insomma, in via telematica. Allora, sì, buongiorno, sono autorizzate, quindi le Sì. possono fare, nulla vieta che le possano fare anche in videoconferenza, cioè che la stessa lezione in presenza possa anche essere ripresa e fatta ovviamente a distanza, non in presenza, ma questo rientra, è una prerogativa di chi organizza, non ci vedo dei limiti, no? Se tutti noi ci impegniamo a fare in modo che meno presenza realizziamo, andiamo a costituire, meglio è in questa fase. È una fase che io spero duri poco, insomma i dati sono anche abbastanza impegnativi in questa fase, per cui sarebbe bene evitare tutto quello che si può da incontri in presenza. Infatti lo chiedevano come lei desse questo spunto, perché naturalmente le scuole, finché c'è la possibilità, le fanno in presenza. Naturalmente chi ha timori perde la lezione, per cui diciamo uno spunto, una spinta a questi perché si organizzino con le lezioni. Sì, ma ormai di guardate conferenza. con un telefonino, cioè io faccio le dirette che vedete in TV, quando mi vedete in TV, le faccio tutte col telefonino. Cioè, quindi con un telefonino tu puoi fare una videoconferenza con decine di persone, non hai problemi, tutti si collegano, possono interagire, fare domande. Per cui penso che sia assolutamente giusta l'osservazione. Bene, e un'altra cosa, lei prima ha accennato all'R&T nostro nel Veneto, Sì, quanta... 1,29. Benissimo, grazie. Prego. Grazie, allora proseguiamo con Antonella Prigioni. Poi Vanzan, Marchiori e Tosato. E si è aggiunta adesso Martina Zambon. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Ciao. Innanzitutto ieri mi aveva sollecitato la verifica Sì. dei reparti dove mancherebbero, fossero in esaurimento i DPI. Ho risentito in maniera più adeguata il responsabile sindacale che ci aveva fatto questa dichiarazione. Francamente lui ha detto al momento ci sono, però abbiamo paura che possano esaurirsi. Tutti abbiamo paura. Dati i ricoveri. Anche del buio abbiamo paura. Insomma, Ma no, quindi... no, cioè, andiamo piano. Questo Cioè, è quello che hanno detto. La paura che i DPI bisogna possano... essere persone per bene. Tu ieri sei venuta qui a dire che è stato detto che non ci sono i dispositivi, l'avete sentito tutti. Sì. Ci stai confermando che ci sono? Sì, Boh, che lo stesso sindacalista l'aveva detto. Allora, la paura o ce l'hai paura. o la vuoi creare? Perché dopo aver detto per 100.000 volte che abbiamo magazzini per un anno minimo di fabbisogno, cioè, allora vuol dire che non ti fidi. A questo punto vi annuncio che inviterò la dottoressa Simeonato, direttore dell'azienda Zero, e l'ingegner Fattori, ingegnere gestionale, che ha gli ingegneri gestionali che si occupano del piano di distribuzione dei dispositivi, che verranno a spiegarvi tutto. Però non possiamo accettare che si dica che in Veneto mancano le mascherine. Per questo io ti ho detto fatti dire qual è il reparto, perché io sapevo qual era la risposta, che non c'è problema. Ma secondo voi noi possiamo essere così lazzaroni e delinquenti da non dare le mascherine dopo tutto quello che è accaduto? Ma è da mettere in carcere e buttare via le chiavi se accadesse una roba del genere. Potete tenervi questa registrazione, perché siamo stati ossessionati dall'acquisto delle mascherine. E per questo io non posso accettare che si dica che mancano le mascherine, non posso neanche accettare che si dica che si ha paura, perché vuol dire che non ci si fida, perché il magazzino è lì e anzi vi organizzo che andate lì a vederle anche, così le filmate, chissà che una volta per tutte le hanno viste. Non ce le abbiamo in parola, ce le abbiamo nel magazzino. Prego? Poi vanno i ladri. No, poi vanno i ladri. No, non so. Poi avrei anche una seconda domanda. Scusatemi, ma mettetevi nei panni dei lavoratori, dei cittadini che dicono ma cosa sta succedendo? Manca le mascherine in Veneto? Cioè, non mancano. Comunque, se ne volete trovare uno che dichiara che non ce le ha nel suo reparto, siamo i primi ad andare a intervenire, ma pesantemente nei confronti di chi non le ha distribuite. Noi le distribuiamo in base alle richieste dei capi reparto, per cui figuratevi. Poi una seconda cosa, leggevo un articolo di Repubblica dove si insinua che ci sia da parte della Regione una richiesta di verifica dell'appropriatezza dei ricoveri, quasi
a sollecitare magari dimissioni più rapide, quasi per mantenere quel turnover di cui parlava No, prima. guarda, io ho letto l'articolo. Oggettivamente avrebbe meritato un altro taglio quell'articolo, perché si vende un'azione come si può dire, di organizzazione e di sanità seria come una biscarata di gente che dice svuotate letti perché c'è... No, guardate. Allora, siccome siamo troppo perfettini e molto ben organizzati, vi ricordo che siamo la prima regione che ha fatto la ricetta dematerializzata, digitalizzato le cartelle cliniche, insomma noi abbiamo un controllo puntuale, come accade nelle multinazionali, di tutto quello che accade. Se tu dici Luca Zaia, digiti, noi, lasciate perdere il tema della privacy, però il professionista è in grado di sapere quanti accessi ha fatto, tutta la sua storia sanitaria. Il dottor Rosi, che è responsabile della gestione delle terapie intensive, in una videoconferenza qualche giorno fa, c'è molto scambio di informazioni, dice guardate, nei dati emerge che ci sono tra tutti i nostri pazienti 200 pazienti positivi asintomatici ricoverati. E ha detto onestamente non so dirvi, ci sarà una motivazione, però io ho detto ma fate una verifica su ogni ULS, ci può essere anche qualche ricovero, come si può dire, che ha anche valore sociale, no? Figuratevi. La verifica è stata fatta, sono pazienti sostanzialmente, nella stragrande maggioranza dei casi, che sono catalogati come Covid positivi, ma sono in ospedale perché hanno altre patologie. Cioè quindi... noi abbiamo dei pazienti che dovevano essere sottoposti alla protesi dell'anca che si sono rivelati positivi e ce li abbiamo dei positivi asintomatici. Cioè, o oncologici, abbiamo tanti oncologici con la stessa classificazione. Da qui a dire che noi diamo ordine a svuotare gli ospedali, cioè, ragazzi, ma in questo momento non abbiamo dato nessun ordine, anzi abbiamo l'obbligo di controllare. Cioè, il controllo è ai limiti, cioè non è mica una roba fuori dal mondo, che può capitare che qualcuno potrebbe essere anche ricoverato perché magari a casa nessuno se lo vuol tenere, no? Quindi il turnover... Ci sono anche delle azioni sociali. È anche legato al fatto che ci sono cure più rapide? No, allora intanto questi pazienti abbiamo fatto una verifica e penso che sia stato bene farla, ma nell'interesse di tutti, perché stiamo parlando di sanità, ma non siamo andati con il mitra, abbiamo detto ai medici di fare una verifica su questi nominativi. Se no, scusate, noi stiamo qua a fare cosa? Aspettare che passi il tempo? Questa è una classica azione di sanità pubblica, di verifica dei dati. Come si verificano altri dati? Pensate che a volte verifichiamo il costo medio di alcune prestazioni e vediamo anche il delta tra una ULS e l'altra. Cosa vuol dire? Che diciamo a tutti di spendere di più o di meno? Stiamo cercando di capire le ragioni. E c'è l'azienda zero fa queste valutazioni, ma non è che siamo dei lazzaroni che vanno a dare gli ordini di svuotare gli ospedali, ma figuratevi, dai. Cioè. Il problema è che siamo troppo organizzati, quindi sappiamo cosa succede nei nostri ospedali. Forse varrebbe la pena di scrivere di quelli che non sanno neanche quanti pazienti hanno in ospedale. Grazie. Grazie Antonella, tocca a Alda Vanzan. Presidente, per cortesia, buongiorno intanto. Può spiegare meglio quello che ha detto prima, cioè che due o più persone in auto con la mascherina, se sono positive, si infettano? Sì, no, ho spiegato il solo limite che c'è, che è quello che la mascherina ci protegge assolutamente. L'unico problema della mascherina è l'aerosol, l'effetto aerosol. No, se tu ti richiudi in una cabina telefonica o in un ascensore per ore con una persona positiva, è inevitabile che comunque non ci sia una filtrazione al 100%. L'ho fatto come esempio, ma per tutto il resto la mascherina è perfetta. Ma quindi sarebbe il caso quindi di non condividere lo stesso abitacolo dell'auto con persone di cui si hanno dubbi? Ma è scontato. Col positivo assolutamente no. No, se uno può non sapere se la persona accanto è positiva oppure no. Cioè, è chiaro che se è positiva rischia. Guardate, in auto si guida, scusatemi, si circola con non conviventi con la mascherina. È ovvio è che se il non convivente che sale con te ha una storia sociale per cui ti dice sono stato con positivo l'altro giorno, ho avuto
ho avuto un contatto stretto con una persona che ha adesso è a casa con la febbre, è meglio che non salga in auto, che si mette in isolamento, che forse fa meglio. L'ho citato come esempio estremo. Mentre invece lei ieri è stato chiamato, comunque vi siete sentiti con il Ministro della Salute, Sì, Roberto sì. Speranza. Vi siete detti, le ha detto, oppure l'ha saputo per conto suo, quali sono stati i punti di forza del Veneto tali da restare nella fascia giallo plus e quali invece i punti Ma no, guarda, che hanno declassato le regioni con termini? Guarda, il Ministro mi ha comunicato l'area gialla. E ovvio che noi abbiamo un RT che si è abbassato a 1,29. Abbiamo l'ospedalizzazione che stiamo controllando e le prese in carico ci sono. Cioè vuol dire che noi non è che se arriva il paziente resta 3 giorni in giro per le ambulanze o altre robe. Non sto dicendo che agli altri succede questo, sto estremizzando per spiegare ai cittadini poi, no? E avevamo avuto 2 problemi sostanziali nelle settimane successive. Uno che è stato una roba, io ve l'ho detto en passant, però è stata una roba pesante perché abbiamo cambiato il sistema operativo informatico. Quindi abbiamo dovuto fare la migrazione di tutti i dati e tanto è vero che abbiamo comunicato a Roma che avevamo dei problemi. Per quello noi abbiamo avuto dei buchi un paio di settimane fa nelle comunicazioni dei dati. E poi l'altro dato è quello sulla presa in carico dei pazienti a domicilio che stiamo assolutamente andando a livello. Stamattina mi sono arrivate delle foto dei call center che utilizziamo. Adesso chiederò anche se posso diffonderle perché in alcune si vedono bene gli operatori. Abbiamo delle sale di gente che chiama tutto il giorno a casa pazienti. Considerate che sono tanti, ne abbiamo 58.000 positivi, immaginate cosa significhi. Cioè, ovvio che dappertutto non si arriva. Tutto qua. Quindi sostanzialmente l'indice di contagio che si è abbassata è l'ospedalizzazione che regge bene. Cioè, che noi stiamo reggendo, prego? Sì, l'unica regione che ha impatto basso sull'ospedalizzazione perché abbiamo sulle terapie intensive siamo al 20% adesso. E poi il nostro investimento anche sulla terapia domiciliare, voi sapete che stiamo spingendo, ma non perché non ci sia il diritto di andare in ospedale, per evitare il guaio di andare in ospedale, perché vediamo che insomma ci sono protocolli, adesso il nuovo protocollo di cure domiciliari va in questa direzione ancora più aggressiva. Portiamo i saturimetri, le terapie, l'ossigenoterapia, ne abbiamo parlato anche oggi, abbiamo già comprato. Abbiamo fatto una gara generale per 100.000, sono arrivati già i primi 10.000 saturimetri e distribuiamo. Presidente, poi l'altra cosa che volevo chiederle, i sindaci si sono fatti vivi, nel senso che hanno chiesto, non dico un consiglio perché non ne hanno bisogno, sono perfettamente autonomi sono stati nelle loro eccezionali azioni. i sindaci. Ma vi hanno detto se hanno intenzione di fare delle microzone rosse, di chiudere alcune piazze, di limitare ulteriormente quelle che sono le disposizioni della sua ultima ordinanza? No, i sindaci sono stati assolutamente solidali, eccezionali, e noi li abbiamo incontrati con l'assessore Lanzarini l'altro giorno. Fra l'altro si sono anche dichiarati, cioè, con una disponibilità che è stata unica, nel senso che poi io ho dovuto anche dire, guardate, non siamo qui a chiedervi impegni di ordinanze o altro, le facciamo noi, però insomma li abbiamo messi nelle condizioni di dire che possono. Ho visto alcune dichiarazioni di alcuni sindaci, sicuramente faranno dei controlli, i cittadini bisogna dire che saranno dei controlli. Vedo in alcune città ci sono dei varchi addirittura per l'ingresso per capire. A me spiace un po' per gli operatori dei centri storici, ma non avevamo alternative, cioè l'alternativa è chiudere tutti. Voi capite che se siamo in area arancione è finita, cioè non hai più problemi di dire non devi andare a passeggiare perché non ci vai più. Cioè noi questo fine settimana abbiamo ancora la libertà di scegliere di andare a fare una passeggiata su un argine di un fiume, non del nostro comune, piuttosto che farci una biciclettata, ma non avendo il limite comunale, cosa che invece l'area arancione prevede, che non è roba da poco. Pensate anche nelle relazioni, andare a trovare dei genitori, piuttosto che moroso, amorosa, insomma, i parenti. Grazie Alda, allora adesso tocca a Ilaria Marchiori, poi Tosato e Zambon.
Buongiorno Presidente. Ciao. Allora, ho una richiesta da parte di una signora di 55 anni di Preganziol che dice che si riferisce alle selezioni per il corso OS che sarà effettuato da una cooperativa di Treviso. Posso anche dirle quale. Lei dice che, vabbè, a parte i costi che saranno finanziati in parte dalla regione, ma non ha ancora capito in che misura, dice che i candidati sono poco meno di 300, ma gli ammessi saranno 150 e si chiede perché con questa situazione di emergenza ci siano ancora i numeri chiusi, cioè perché fare questo tipo di selezioni invece che dare la possibilità a tutti e poi eventualmente selezionarli in base anche alle capacità o meno. Ma non ho capito se è la selezione che sta facendo l'USL Trevigiana per aprire nuovi posti oppure se sono Una quelli cooperativa. legati invece agli corsi che dovrebbero partire come ogni anno in base alla programmazione regionale. Allora, lei ci ha scritto che sono le selezioni effettuate dalla cooperativa Insieme Si Può di Treviso, che costa 1.800 euro e che qualcosa per i disoccupati sarà finanziato dalla regione, Sì, ma allora- ancora non. Allora, noi abbiamo finanziato con il fondo europeo l'anno scorso 3 milioni di euro, mi sembra che quest'anno mettiamo altrettanti milioni di euro per finanziare appunto il corso e quindi dare un contributo a chi partecipa. C'è un fabbisogno che è quello che è stato dichiarato dalle USL, adesso bisognerebbe capire perché c'è questo numero, questo non lo so, possiamo verificarlo, però assicuro che insomma che noi tutti i corsi che ci chiedono li autorizziamo, quindi Sì, il suo dubbio era perché mettere un numero chiuso quando in realtà c'è bisogno. ma il di- numero chiuso lo metterà la cooperativa perché probabilmente non ha la possibilità di farne in più, forse di corsi, non lo Però so. giustamente pone una questione, dice se ce ne sono 300 disponibili a lavorare e ne fate lavorare solo 150, verificheremo sta storia. Boh. No, la verifichiamo anche perché il problema è l'inverso. Noi stiamo facendo tanti corsi in base alla programmazione regionale e ci sono molti corsi che vanno a vuoto perché non ci sono le persone che partecipano al corso, quindi Se verifichiamo. qui è vero che Ok. 150 restano fuori, andremo a verificare. Lei sostiene, così ci ha scritto proprio questo, poi Se non è eventualmente. come quella delle mascherine, la portiamo a casa. Va bene, grazie. E siamo a Filippo Tosato. Ultimo oggi, Filippo. Te perdi smalto. Buongiorno. Buongiorno. Io mi sono fatto diversi appunti, ma volevo ripartire da questo servizio citato di Repubblica, che secondo me non solo non insinua nulla, ma è molto corretto nel riportare le fonti, perché non riporta delle chiacchiere da bar, riporta come fonti quelle del direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova e del direttore sanitario, quindi non si vede chi altri avrebbe dovuto interpellare. Allora, io volevo comprendere questo. Mi è chiaro il monitoraggio doveroso che viene operato sul sistema ospedaliero, altrimenti effettivamente ci si troverebbe così a non gestire più nulla e non sapere più nulla. Ma nel caso di specie, questi 200 malati asintomatici o paucisintomatici che avevano patologie, se ho capito bene, patologie pregresse anche gravi ai quali si è sommato il Covid. La prima domanda è: che fine hanno fatto? Sono in ospedale. Sono rimasti in ospedale. Quindi non c'era la notizia, avete dedicato una pagina. Abbiamo- Giustamente tu sei un grande professionista, hai fatto l'unica domanda da fare: dove sono? In ospedale, basta, se era il libretto va a casa. Cosa stiamo a parlare? Di un problema che non esiste. Siccome non ce l'aveva detto, che fine hanno fatto, gliel'ho chiesto. Ci ho capito, ma l'avete fatto voi l'articolo, eh? Stai screditando il tuo collega, non puoi fare ste robe. Direi proprio di no. Beh, Ma- scusa, è l'unica roba che non ha chiesto, ma li avete mandati via, no? Avete creato un caso sul nulla. Sul nulla. Ma guardi che porre delle domande non significa creare un caso. Le dovevate porre prima queste domande. Ci permetta di esercitare il nostro ruolo. Cioè, no, E io esercito noi- il mio, che certo. avete dato l'idea che mandiamo via i pazienti. Punto. So anch'io leggere l'italiano, ma- non è vero che è scritto in maniera tranquilla riportando delle dichiarazioni. Il taglio è quello di dire che facciamo pulizia dentro per gli ospedali e non è così. Lei stesso ci ha accennato al fatto che c'è una degenza media ridotta rispetto a Certo, marzo. perché i pazienti sono curati bene. Bene. Comunque,
Sì, ma C'era un altro aspetto che volevo toccare, ed era quello riguardante la collocazione in giallo del Veneto. Io chiedo sempre questa cosa perché effettivamente è un traguardo molto importante. Insomma, giustamente non è una lotteria, non è un premio, non c'è da fare festa, però colpisce che in tutto il nord, a parte la provincia di Trento, tra le grandi regioni ci sia solo il Veneto in giallo. Per trovare un altro giallo bisogna arrivare al Lazio. Quindi insomma, noi sappiamo che la classificazione è legata a un insieme di parametri. Secondo lei qual è stato veramente tra virgolette, non chiamiamola così, ma insomma il coniglio nel cilindro che ha permesso... Avete scritto voi oggi, svuotiamo gli ospedali? E questo è il coniglio nel cilindro. Avete scritto. C'è la pulizia che facciamo negli ospedali. Io le ho fatto una domanda. E mi ho fatto una risposta. Va bene. Scusami, ma... No, mi scusi lei, mi astengo da altre domande. Ma io non ce l'ho con te, però non mi puoi venire a dire che l'articolo di oggi è una roba normale, cioè hanno fatto dichiarazioni normali. Cioè, secondo me si dà uno spaccato in una regione dove c'è gente che insiste per mandare a casa gente, ma assolutamente no. Cioè non siamo neanche nelle condizioni di fare una verifica su 200 pazienti che hanno un assoluto diritto di stare in ospedale, sono in ospedale, ma si può verificare o no? Se trovavate 200 pazienti raccomandati, messi in ospedale perché qualcuno li ha voluti parcheggiare lì, era un'inchiesta, no questa? Abbiamo tentato di verificare che non ci fosse qualcuno che magari non aveva titolo. Vengono citate delle circolari, degli interventi, non è che ci si abbiamo citate degli SMS della verità. Vabbè, insomma. Non delle circolari. Sono dei messaggi, comunque per carità, voglio dire, se lei interpreta la presenza dei giornalisti come una presenza acclamante, allora rinunciamo mi stai mettendo in bocca robe che non ho detto e non funziona con me sto sistema. Va bene. Tu hai esordito dicendo che l'articolo non accusa nessuno. Non è vero. Ma guarda che a me non cambia la vita l'articolo. Ma siccome tu l'hai detto io non avrei neanche parlato. Ma neppure a me la cambia. Secondo me è un articolo corretto che riporta le fonti. Possiamo non essere d'accordo. Io non sono d'accordo. Va bene. Le ho posto delle domande. Ma tu hai fatto l'unica domanda che bisognava fare, mi perdoni, questi pazienti dove sono? Io ho risposto in ospedale. Avevo anche delle altre domande, ma se lei reagisce in modo polemico evito il disturbo e sto zitto. Scusa roba, ma voi potete dire quello che volete e io devo star zitto? In maniera educata ho detto quello che penso. Sono a disposizione per ogni risposta. Credo di formulare le domande in modo educato anch'io. Sono qui a rispondere. Allora, la domanda era questa. Per quanto riguarda i parametri che determinano la classificazione in giallo, secondo lei, detto che i parametri sono la disponibilità, cioè il tasso di occupazione delle terapie intensive, mi sembra i tempi di tracciamento dei contatti positivi, i tempi di presa in carico, secondo lei quale fattore fra questi ha pesato di più? Non è una domanda oziosa perché immagino che se questo preserva la sanità da guai peggiori sia anche un versante sul quale insistere. Stavo rispondendo prima, che poi è un po' quello che ho detto anche a Alda. Il tema vero è la tenuta del sistema sanitario, no? Cioè l'RCONT da un lato, no? Che si abbassa, la tenuta del sistema sanitario, le occupazioni delle terapie intensive, che sono dei parametri solidi rispetto alla... questo è un tema di sanità pubblica, no? di gestione, perché anche qui no? Cioè non è che funziona, cioè noi abbiamo dei professionisti che sono eccezionali nel mondo della sanità, stanno facendo lavoro, però vorrei ricordarvi che dietro c'è una macchina organizzativa che forse non è che bisogna anche un po' rispettare ogni tanto. Cioè non è che noi siamo qui per fare la conferenza stampa. No, nessuno ha mai scritto che in estate questa regione si è preoccupata di portare sulla piazza i test rapidi. Se oggi si fanno i test rapidi in Italia per questa regione che li ha sperimentati al caldo d'estate. Abbiamo allestito terapie intensive, comprato respiratori, comprato materiale. Abbiamo fatto tutte le pianificazioni. Abbiamo comprato i materiali. Cioè noi quest'estate abbiamo lavorato di pieno. Cioè
L'intensivista deve trovare tutta la sua attrezzatura quando entra in corsia, non è che fa lui gli acquisti. E questo è un lavoro poderoso di organizzazione, che spesso viene sottovalutato. Cioè, questo è il mestiere che facciamo noi, organizzare i fattori della produzione, perché poi, come si può dire, il network che ti porta all'ultimo anello della catena, che è il primo, quello fondamentale della cura, deve avere tutte le sue robe, deve avere i dispositivi, per questo mi arrabbio quando dico non ci sono i dispositivi. Deve avere le attrezzature e tutto quello che serve. Se poi trovate dei medici che vi dicono che noi non stiamo fornendo dispositivi o macchinari, diteci quali sono questi dispositivi e rispondiamo a chi dice che non c'è materiale. Ma guardate, c'è un lavoro dietro da paura. Avrei altre due cose Prego. molto rapide. Una magari coinvolge anche l'assessore Nazzarin, certamente. A proposito dei tamponi rapidi, ci arrivano segnali opposti. Qualcuno ha mandato mail e ha ringraziato dicendo mai avrei detto in un quarto d'ora di arrivare a avere il tampone, avere l'esito. Altri nella zona di Padova, nella provincia di Padova soprattutto, dicono che ci sono lunghe file e lunghe colonne per fare... Sì, ma questo non c'entra nulla con il tipo di tampone, perché il tampone... No. Tu hai detto tamponi rapidi. Ah, beh, vabbè, insomma, diciamo tamponi, ecco. Lasciamo perdere rapidi che effettivamente non c'entra con... No, non con c'entra la nulla cosa. perché cioè, il tampone infilato nel naso è sempre, diciamo, la manovra è sempre quella. E noi le abbiamo analizzate, le stiamo vedendo questi aspetti dove comunque c'è un disservizio, no? Perché quando c'è un lungo atteso è un disservizio. Capite che abbiamo una mole paurosa di interventi, perché quando tu fai 53.000 tamponi al giorno, sono 53.000 persone che si presentano davanti a un operatore. Se voi tentate di dire quante ne fa un operatore, 100 in un giorno, 200, fate 53.000 diviso e vedete cosa succede. Allora, è vero che ci sono dei colli di bottiglia, ne parlavamo anche stamattina, ad esempio abbiamo l'azienda ospedaliera che ha l'accesso rapido aperto, insomma funziona, c'è dell'attesa ma funziona. Ci sono dei punti dove si va in velocità perché non c'è mai caos, altri punti dove è pieno. Un po' il principio di pronto soccorso, no? Che ci sono dei pronto soccorso dove c'è il collo di bottiglia, altri magari guardi nell'applicazione e vedi che sarebbe libero perché non c'è nessuno in attesa. Stiamo tentando di migliorare, però non vorrei che passasse che tutto deve essere, per carità, tutto è migliorabile, ma oltre a certi numeri capite che diventa sempre più difficile poi essere perfetti. È come se a voi chiedessero di scrivere il giornale entro le 5 del pomeriggio, cioè uno dice fanno le conferenze stampa fino alle 4, come faccio? E infatti il giornale si chiude tardi. L'ultima cosa, Prego. che però forse non è l'ultima, proprio in vista di oggi e domani. Allora, lei da mesi predica il rispetto delle mascherine, puntando sulla moral suasion. Mi pare che anche l'ordinanza, insomma, più che il bastone, usa la carota nel senso di appellarsi al senso civico. Però non sempre l'appello al senso civico è sufficiente. Allora, la domanda è questa. Lei ha fatto il suo, ma c'è una qualche garanzia di controlli sul territorio? Ha avuto delle interlocuzioni istituzionali per cui... Nessuna. Nessuna, perché io non ho mai cercato con le mie ordinanze di stimolare azioni di coercizione. Sono sempre un inguaribile ottimista e penso che i veneti poi capiscano la gravità del momento. Dopodiché immagino che ci saranno sia le forze di polizia, perché ho letto dichiarazioni sui giornali che comunque ci saranno controlli, i cittadini è giusto che lo sappiano, delle forze anche di polizia municipale, perché i sindaci giustamente seguono le ordinanze, ma non è che qui c'è un coordinamento per correre dietro le persone. E io lo considero sempre un fallimento, perché non è che stiamo parlando di un'attività che facciamo perché abbiamo deciso che i fuochi d'artificio alla sagra li debbono vedere in pochi, o c'è un numero contingentato di partecipanti a una festa. Qua stiamo parlando di ospedali strapieni, questo è il vero problema. Se stessimo parlando di una festa, posso anche capire quello che salta la fila magari perché magari vuole assolutamente vedere il concerto,
Ma qua non è il problema di andare al concerto, qua il problema è che ho gli ospedali pieni. Grazie. Prego. Martina Zambon, a te. Chiudo, Presidente, buongiorno. Ciao. Cambiando tema, se è possibile, volevo chiederle un commento sulla relazione degli ispettori del Ministero rispetto al caso Citrobacter e se fosse possibile più tardi leggere appunto la relazione. Ve la facciamo avere la relazione, nel senso che in tutta onestà io ancora non l'ho letta, ho visto che è arrivata ieri, venerdì è arrivata. E la vediamo e dopodiché la diffonderemo. Dalle anticipazioni che leggiamo oggi sull'Arena, che riporta alcune parti abbastanza significative, c'è la conferma della ricezione ufficiale, della comunicazione ufficiale alla Regione, quindi ad Azienda Zero, solo pochissimi mesi fa, parliamo di giugno, ma si rileva una forte carenza di governance della direzione sanitaria, quindi insomma, la mancanza di presa in carico dopo le prime segnalazioni. Resta un caso molto doloroso, io immagino che ci saranno conseguenze poi evidenti anche sul piano regionale. No, scusami, forse c'è brutto tempo oggi, penso che sta roba ne abbiamo parlato 1 miliardo di volte. Questo tema è tutto in mano alla procura ormai, cioè noi abbiamo tutto quello che dobbiamo fare, l'abbiamo segnalato alla procura. Scusami Martina, ma sta roba l'abbiamo già detta 1000 volte. E immagino anche che la Commissione nazionale abbia confermato le linee di una commissione che io ho voluto istituire, che è stata quella che ha già dato tutti gli atti alla procura e che ha fatto chiarezza su tutta questa vicenda. Ricordo che il dottor Cobello ha fatto delle sospensioni, non so se il termine esatto sia questo, rispetto al direttore sanitario, al primario e al direttore dell'ospedale. Dopodiché, ovvio che la procura adesso ha tutti gli elementi per, come si può dire, per decidere. Noi non siamo dei tribunali, non abbiamo questa facoltà. Bene, se non ci sono altre domande, per oggi è tutto e ci aggiorniamo. Grazie a tutti. Grazie, buon lavoro, buongiorno. Ah no, volevo dire, scusate, c'è Francesco Dabalà, che lo dico, ci ha mandato questo disegno, ha una particolarità, ha scritto con il linguaggio dei segni, LIS, ha fatto tutte le icone con le mani, con i segni, ha scritto, dopo lo faremo leggere, glielo daremo, lo faremo leggere. Quindi la creatività dei nostri ragazzi, È un bimbo adesso qua non c'è l'età, ce l'ha portato a mano, non so se è qui. Ci ha parlato di persona. Grazie. Buon Grazie lavoro. a tutti. Domani non ci vediamo, è lunedì ragazzi. Grazie. Prego. Il bollettino domani ve lo mandiamo? C'è il bollettino? Ah sì, grazie. Arrivederci, grazie.